Gli scaffali vuoti da riempire, le pareti intonacate di fresco e tante scatole da svuotare e sistemarne il contenuto in modo ordinato. Ha ripreso così a Chiavari, nei locali sotto il santuario di Sant'Antonio da Padova, l'attività dei volontari del guardaroba cittadino. Il servizio, gestito dalla Caritas diocesana, riparte dopo alcuni mesi di stop, necessari per permettere l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, che hanno portato, tra le altre cose, con la sopraelevazione del pavimento di 50 cm, alla messa in sicurezza degli spazi prima soggetti ad allagamenti. L'acqua dal terreno entrava dentro i locali indipendentemente dall'esondazione, e questo messo a sicurezza tutto il materiale. Il lavoro da fare adesso è tanto per una riapertura programmata a fine mese, ma l'entusiasmo dei volontari non manca. Ci siamo viste oggi con alcune volontari per un primo incontro, ma c'è poi bisogno dell'aiuto di tutti, e se c'è qualcuno che è disponibile per offrire il proprio aiuto e venire a darci una mano, lo può fare, magari contattando la Caritas, in modo che ci sia poi la possibilità di mettersi in contatto con noi e con questo servizio adesso a porte chiuse, diciamo, per il pubblico, ma i volontari sono ben accetti. Tutte volontarie siete? Eh sì, tutte volontarie, dalle persone più anziane che già lo facevano una volta, a persone più giovani, e questo, vabbè, se mi è permesso, io potrei fare anche un appello, nel senso che alla fine siamo veramente solo tutte donne, chi più giovane, chi meno giovane, e dato che il nostro servizio è rivolto a tutta la popolazione, ecco, sarebbe secondo me importante che qualche persona, qualche uomo che magari anche desse la sua disponibilità anche soltanto a venire qua come presenza, per noi è sia presenza e ci darebbe un conforto, un aiuto, alle volte anche soltanto sedersi qua e leggere il giornale, che però noi magari abbiamo bisogno, che so, di trasportare una cosa più pesante, oppure magari di calmare un pochino i toni, eccetera. A noi questo farebbe molto piacere.